Diciamo che quando la scelta è stata fatta un po' per comodo, essendo una scuola vicina a dove abitavo, un po' perché non avevo ancora benissimo le idee chiare. L'idea era di fare comunque un indirizzo tecnico, per cui Agordo era la scuola che proponeva un biennio tecnico e la scelta è stata di andare lì. Poi nei 2 anni che ho fatto il biennio è maturata la scelta di fare il perito minerario, sì, fare la scuola mineraria con il triennio successivo. Sì, direi di sì, a distanza di anni sì, la ricordo come assolutamente un'esperienza positiva, sia come gruppo scuola, come alunni, sia anche come nell'ambito docenti. Ho un buon ricordo di diversi docenti che insegnavano lì, sia come livello umano che anche come tecnici preparati a insegnare agli studenti. Io ho abbandonato il ramo minerario perché poi ho deciso di proseguire e fare l'università scegliendo tutt'altro campo, e ho fatto poi scienze agrarie e nel momento in cui ho finito l'università e stavo cercando lavoro in quel determinato campo lì, non avevo trovato nulla e per aprirmi un po' di strade ho deciso di rifare il patentino a Focchino, guardarmi anche attorno nell'ambito dei lavori a perito minerario. È capitata l'occasione di intraprendere quel tipo di lavoro e per un po' d'anni ho fatto il perito minerario, prima sorvegliante di cava, poi direttore di cava, per cui è stata dopo per motivi personali e per riavvicinarmi alla famiglia, perché comunque la famiglia ce l'avevo qui e lavoravo via, ho deciso di ritornare qui e quindi in questo momento qua non faccio più il perito minerario però. Ora seguo uno showroom di area da bagno e un negozio di edilizia, per cui sì. Ho cambiato di nuovo completamente ramo, però vengo da quasi 14 anni di lavoro in cava, ripeto, prima come sorvegliante di cava, poi come direttore di cava, in cui seguivo tutto quello che era la lavorazione del calcare per portarlo a fare poi calce. Io credo che al di là proprio dell'istruzione tecnica specifica per il lavoro che si va a fare come preliminario, la scuola ci ha dato un imprinting a saperci muovere magari nelle difficoltà o a trovare degli spunti anche se non si era proprio preparati per quel determinato tipo di lavoro. Quindi da quel punto di vista lì credo che come scuola sia decisamente una scelta positiva, perché ti aiuta anche nelle difficoltà magari che trovi nel mondo del lavoro a saperti barcamenare, magari, anche se non hai problemi che magari subito non riesci a risolvere, però riesci a trovare le soluzioni, a trovare gli spunti per risolvere magari i problemi che si vengono a presentare.